La Confcommercio sembra aver trovato la ricetta contro la crisi dell'auto e ha presentato ieri il suo progetto all'assessore regionale all'ambiente Maurizio Conte. Sostenimento del settore, aumento della sicurezza sulla strada e riduzione degli agenti inquinanti nell'aria sono gli obiettivi che il presidente del gruppo automoto di Confcommercio Veneto, Giorgio Sina, vuole raggiungere grazie a questo progetto. Si tratta di un incentivo, quindi direi un'eliminazione del bollo, della tassa di circolazione per 3 anni, concessa a chi ha un reddito non superiore a 50.000 euro, a chi rottama una macchina vecchia che abbia più di 10 anni e a chi evidentemente acquista in contemporanea un'auto nuova che sia Euro 5 o Euro 6. Oltre ad una ripresa del mercato, il progetto servirebbe dunque a rinnovare il parco auto della regione, che è uno dei più vecchi in Italia in termini di rispetto ambientale e sicurezza. Dei 3 milioni di auto in circolazione, infatti, solo 847 sono di categoria Euro 6, la meno inquinante. I benefici quindi per quanto riguarda la qualità dell'aria sarebbero notevoli, considerando che l'inquinamento di un'auto Euro 1 è pari a quello emesso da 18 auto di nuova generazione. Sul fronte della sicurezza, invece, ben il 50% delle auto attualmente in circolazione non possiede l'ABS e il 30% l'airbag frontale. L'utilizzo di questi sistemi ha permesso negli anni di diminuire la mortalità sulla strada di quasi il 50% e il rinnovo del parco auto circolante proposto da Sina potrebbe aumentare quella percentuale. Non dobbiamo poi dimenticare il terzo punto, ossia gli incentivi per le imprese del settore che avrebbero così la possibilità non solo di salvaguardare i posti di lavoro dei propri dipendenti, ma anche di recuperare parte del fatturato perso negli anni scorsi e pianificare nuovi investimenti. Peccato però che l'iter burocratico richiede almeno 4 mesi e anche se l'assessore all'ambiente ha assicurato la piena intenzione di approvarlo, le concessionarie della regione dovranno aspettare ancora.